Quali sono gli obiettivi dei candidati e anche della sua candidatura per il Veneto? Marco Rizzo presidente per Democrazia Sovrana Popolare significa intanto rispondere a quelli che non vanno a votare, perché ormai la politica dice una cosa e poi ne fa un'altra. Il nostro slogan principale è faremo quello che diciamo e tutti i nostri candidati hanno firmato il programma e ci sarà il vincolo di mandato, cioè se non fanno quello che si dice vanno fuori, vengono cacciati. Questa è la prima cosa. Poi c'è la necessità di unire il Veneto produttivo, piccole e medie imprese, agricoltori, commercianti, artigiani, partite IVA, con la classe lavoratrice. Oggi il mondo che cambia rapidamente ha la necessità di avere una risposta di sovranità per il nostro paese e di autonomia per il Veneto. I Veneti hanno votato l'autonomia, però gli hanno fatto Marameo. Ecco, noi vogliamo sovranità per l'Italia e autonomia per il Veneto. Quindi un'Europa sovranista anche dove si dovrebbe andare in questa direzione? Oggi l'Europa ha fallito, l'Unione Europea è matrigna, tutte le norme che arrivano dall'Europa penalizzano l'Italia, in primo luogo il Veneto, pensate all'agricoltura. Quindi c'è un elemento di negatività dell'Europa e noi non temiamo di dire che siamo contro l'Unione Europea. Parlando proprio di attività da fare per i Veneti, nel vostro programma qual è la priorità? Ma certamente la sanità. Oggi ci sono tante persone, credo che ammontino a 300.000 veneti che non si curano più, perché nella forbice tra sanità pubblica che comincia a stentare e sanità privata che incombe, il risultato è che ci sono 300.000 veneti che non si curano più e questo è un problema dell'universalismo della prestazione sanitaria. Tutte le regioni hanno l'80% del bilancio sulla salute e quindi, come dire, le regioni servono a gestire la salute. Tra le nostre proposte c'è anche lo statuto speciale per il Veneto. Noi vogliamo, lo fa la Sicilia, lo fa la Sardegna, lo fa il Friuli, perché non il Veneto, che ha una caratteristica paradigmatica dei problemi e delle contraddizioni italiane. La coperta è corta per la sanità, prevedete per cercare di offrire più servizi un'introduzione dell'IRPEF regionale? Assolutamente no. Noi vogliamo avere trattori e non carri armati e quindi vogliamo tagliare le spese militari che sono inutili e che portano a un tema terribile che è la guerra. Non c'è nessuno che vuole la guerra all'Italia. I russi non vogliono invadere l'Italia. Noi abbiamo un problema dato dall'immigrazione clandestina nel nostro paese e in Veneto. Quella è la vera invasione, quindi evitiamo di dire cose che non possono essere mantenute da parte degli altri. Poi ci sono dove prendere altre risorse, si prendono dalle banche. In Italia le banche dal 21 al 25 hanno fatto 167 miliardi di euro di profitti. Ripeto, 167 miliardi di euro di profitti. Insomma, il governo vuole fargli anticipare il pagamento di tassazione per 3 miliardi, un topolino rispetto a una montagna, dovrebbero un po' vergognarsi. Idem per l'energia. Enel e Eni hanno fatto decine di miliardi di profitti in questi anni. Le regolate, Snam, Terna, eccetera, eccetera, sono salite del 50% i profitti rispetto anche agli altri paesi europei che sono arrivati al 20%. I soldi si sa dove prendere, il problema è capire chi comanda, se è il popolo o le banche, le grandi multinazionali dell'energia, delle varie branche della grande finanza. Come avete redatto le liste? Ma le nostre liste sono il sovranismo popolare oggi. Abbiamo, cito tre nomi così ci arriviamo. Abbiamo Antonio Serena che arriva da destra a destra, abbiamo Lucio Perin che arriva da Lega, 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 indipendentismo, no? E abbiamo la nostra Patrizia Caproni che arriva come me dalla sinistra. Ma la sinistra che rappresentavo io, quella di Berlinguer, i cancelli della Fiat, non c'è più. C'è una sinistra che sta sul carro del gay pride. Io non è che provo rabbia, però trovo estraneità rispetto a questo. Credo che la nostra proposta politica sia una proposta politica nuova, è una politica nuova, è la politica del terzo millennio, che non parla più di destra, sinistra, fascisti, antifascisti, ma parla del basso contro l'alto, semmai del sotto contro il sopra, o meglio del popolo contro le elite. Abbiamo deciso di puntare sul Veneto, perché crediamo che il paradigma della situazione italiana, cioè di un ceto medio produttivo, classi medie che stanno peggio e che si devono unire con le classi lavoratrici, cioè per rappresentare tutto il popolo,
sia, diciamo così, il fulcro di questa proposta politica possa essere il Veneto. Crediamo che si possa avere una sorpresa. Charles de Gaulle diceva che significa che per comandare bisogna prevedere. E Antonio Gramsci diceva che ci vuole una connessione sentimentale col popolo. Ecco, noi crediamo di unire le previsioni di Charles de Gaulle e la connessione sentimentale col popolo di Gramsci. Perché? Perché quelli che fanno politica oggi, basta guardarli in faccia, pensate che credono a qualcosa? Statuto speciale e autonomia, insomma, i Veneti hanno votato, i Veneti e gli italiani sono abituati a essere fregati. C'è stato prima il referendum sull'acqua pubblica, stravinto sia come partecipazione sia come voti, ed è stato completamente disatteso da tutti i comuni, da tutte le amministrazioni locali, ad esempio quelle di sinistra, ma anche quelle di destra. Adesso c'è stato nel 2017 quel referendum interessante anche come modalità di costruzione della domanda, che è stato fortemente voluto dai veneti, hanno votato quasi il 60%. E poi però quelli che hanno detto sì erano il 98%, quindi insomma c'era una voglia e vi hanno fatto marameo. Ecco, io credo, appunto per questo che noi diciamo, che la politica debba essere una cosa seria. Se dici una cosa devi mantenerla e quindi noi faremo quello che diciamo, questo è il nostro slogan. I parlamentari non hanno il vincolo di mandato, cioè io mi faccio eleggere in un partito come fosse un taxi e poi, arrivato a destinazione, cambio indirizzo. Da noi si va a casa. Firmano il vincolo di mandato, devono essere vincolati a fare quello per cui sono stati eletti.